Claudio Petrone, bentornato all'Eco dei Social. Buongiorno Francesco, a me fa sorridere questa cosa che a un certo punto compaio io, tu ti fai la trasmissione. Io mi sposto di qua e tu tac! Mamma sandessima. Esatto. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Come ben sai, oggi non si parla so una cippa di niente. Primo, secondo, settimana scorsa mi hai messo in onda mia sorella. Mi aspetto mia mamma. Io devo dire la verità, durante la pausa ho provato a chiamare mia mamma per capire se era collegata o no. No, ma semplicemente perché non aveva gli auricolari disponibili, se no avremmo sentito Lasciala anche stare, poverina. Allora, e perché in bicicletta? Allora, in bicicletta perché, come sappiamo Francesco, da qualche giorno c'è una sincera e serena polemica con riferimento alla non possibilità e quindi al divieto di circolare nel centro cittadino, per le strade del centro cittadino con le biciclette. Diciamo che questa ordinanza sindacale arriva già prima delle vacanze di Natale e la notizia qual è? Oltre le polemiche relative a delle contravvenzioni, a delle sanzioni che sarebbero state fatte anche non solo a bambini, anche a donne anziane che circolano in bicicletta, c'è anche la novità che c'è una petizione che è stata sottoscritta da alcuni cittadini e quindi c'è una eco molto importante. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo parlare con il diretto interessato, con i diretti interessati. Abbiamo fatto lunedì con Peppe Frisino, che hanno emanato l'ordinanza, e quindi stamattina abbiamo un collegamento vero di regia, niente poco di meno che con l'assessore alla mobilità, competenza per materia, Giovanni Patronelli. L'ingegnere, buongiorno, ci siamo? È quello vero, Patronelli. Assessore. No, è una foto, c'è fissato. Eccoci. Ah, c'è. Buongiorno a tutti. È vero, hai contattato Patronelli. Assessore, sì, ho portato Patronelli in trasmissione. Allora, Assessore, ci ha sentito? Sì. Se sta in comune c'è un collegamento devo dire che promette bene. Allora vediamo se riusciamo a contattarlo telefonicamente, Piero, magari è un po' più facile. Perché abbiamo Patronelli? È perché Patronelli ci dirà se qual è l'atteggiamento innanzitutto del comune rispetto all'ordinanza e se ci sono delle novità, se questa petizione ha sortito i suoi effetti, se c'è una riflessione da parte dell'ente, se si può intervenire, anche perché oggettivamente io ricordo Ciccio, anni fa addirittura c'era un gruppo di bikers che organizzava delle serate in giro per la città, non solo questo. Mi ricordo anche le tappe. Il giovedì sera era il Tour de Beer. Esatto, il Tour de Beer. Il Tour de Beer, esatto. O il Tour de Bar. Analcolico. Poi oggettivamente se si cammina per le strade della città, soprattutto. Sai una cosa, io mi ricordo per esempio facevamo con delle associazioni, l'ho fatto un paio di volte, in bicicletta, il giro di Taranto Vecchia, andavamo insomma nei luoghi in cui si raccontavano le storie, gli aneddoti, era molto figo farlo in bicicletta onestamente. Sì, per onorare la mobilità sostenibile. Esatto. Adesso sentiamo se c'è il collegamento. Ce l'abbiamo, sta arrivando. Poi dicevo Francesco, la mattina ci sono tanti papà, tante mamme che accompagnano i figli a scuola con le loro bici. Sì, nel mio palazzo ce ne sono almeno 3. E questa è una bellissima cosa. Assessore, eccoci. Ce l'abbiamo? Mi sentite? Sì, adesso sì. Assessore Patronelli, quello vero. Ok, grazie. Complimenti per la linea internet in comune, Assessore. Sono col telefonino collegato, sinceramente. E allora diciamo c'è il tufo, è colpa del 4G. Allora, Assessore, che ci dice? Ci sono novità per caso? Il comune che intende fare? Vi ringrazio per l'invito, anche perché sostituire un personaggio illustre come la mamma di Francesco, perdonate la battuta. Ma che sei la rubrica in cui mi prendete per il culo? Ciccio, te la sei cercata. Va bene, ok. E ho ascoltato anche molto volentieri la canzone di Cocciante passeggiando in bicicletta. Bravo, almeno su questo sei stato bravo, Claudio. Assessore, però adesso siccome Claudio l'ha ripetuto più volte, ci sono novità, che vuol dire? Allora, della petizione siamo venuti anche noi a conoscenza attraverso i social. Ufficialmente io personalmente non ho ricevuto nulla in amministrazione, neanche penso il sindaco, altrimenti sarei stato edotto. Però al di là di questo, che è soltanto un aspetto formale, l'aspetto sostanziale è che parte della cittadinanza, giustamente dal suo punto di vista, prova
prondosi appunto nei confronti di questa ordinanza emessa il 12 dicembre e per la quale giustamente noi dobbiamo ascoltare i cittadini e fare una riflessione. Mi preme però sottolineare che l'obiettivo principale di quell'ordinanza è stata quella di preservare la sicurezza dei pedoni. Ovviamente l'ordinanza è stata più restrittiva rispetto a quelle che potrebbero essere i dettati normativi delle semplici aree pedonali, quelle dettate dall'articolo 3 del codice della strada. Però in quel particolare momento, considerata la mole di eventi natalizi in programma col comune, con l'ente civico, si è pensato di adottare questa restrizione. Sull'ordinanza è vero che c'è scritto che è permanente, però la nostra intenzione era quella di fare un periodo di sperimentazione. Quindi arriviamo alla notizia, Assessore, che mi sta dicendo che la sperimentazione è finita? No, la sperimentazione non è finita. Okay. La sperimentazione potrebbe comunque essere oggetto, non lo so se nell'imminente o fra un po', di una rivisitazione. Sicuramente ci saranno delle azioni di concerto fra il comune e le associazioni, i comitati, i cittadini che vorranno manifestare e suggerire all'amministrazione come intervenire per educare ancora di più e sensibilizzare l'utenza all'utilizzo corretto tanto delle biciclette quanto dei monopattini elettrici e quant'altro all'interno di quelle che sono le aree pedonali. Quindi voglio dire, un'azione organica, sistemica tra cittadinanza attiva e amministrazione si può serenamente portare avanti. Sono stato investito dal sindaco nei giorni scorsi di portare avanti la realizzazione di un evento, cioè quello della mobilità sostenibile. La fermo un attimo, Assessore, la fermo solo un attimo, sì, perché diciamo siamo in ritardissimo per la pubblicità, altrimenti mi fai licenziare. Ho capito che vuoi questo posto, Claudio, però diciamo io ho un mutuo da pagare. Allora, qualche minuto di pubblicità e torniamo subito per raccontare il resto. Sì. Restate con noi. Ancora in collegamento l'assessore Giovanni Padronelli che ci sta dando questa notizia, è una specie di calvario, di salita al Golgota, di stilicidio. Cioè, nel senso, che facciamo con questa ordinanza a Via d'Aquino? Si può andare o no in bicicletta, Assessore? E prossimamente saprete. No, come saprete? Dai, Assessore, dici, possiamo tornare ad andare in bici? Allora, nelle vie pedonali, ovviamente. Palazzo di Città, tanto di associazioni quanto da cittadinanza, per realizzare quella che potrebbe essere per noi la prima giornata della mobilità sostenibile a Taranto. Quindi faremo un'azione di sensibilizzazione all'utilizzo della mobilità. E nell'occasione revocherete l'ordinanza? E nell'occasione valuteremo se revocare l'ordinanza o migliorarla sicuramente. Il municipio apre al dialogo, attenzione, questo è il titolo di domani. Questo sicuramente. Ma che è proprio anche quello che volevamo fare noi, certo, provare a mettere insieme. Sì, io a mettere in collegamento chi scrive la petizione delle associazioni e anche il Palazzo di Città. Quindi anche a Peppe Frisino, che magari ci sta ascoltando, c'è questa apertura e magari insomma proviamo a parlarvi e vediamo se riusciamo insomma a trovare una soluzione, perché poi insomma i bambini lasciamoli andare in bicicletta, no? Dai, tu sei papà. Una domanda. Sì. Di solito è il contrario, cioè nel senso io lo faccio. È stato intervistato? Sì, Peppe è il ragazzo che sta intervistato. Benissimo. Va bene, Assessore, ultima cosa per quanto mi riguarda. Come vede, casualmente anch'io come il suo desktop ho la felpa dei Giochi del Mediterraneo. Io direi non aspettiamo i Giochi del Mediterraneo per dare spazio alla viabilità anche per le zone pedonali con le bici, perché immagino che in quel periodo ci saranno i Giochi del Mediterraneo. Non siamo nichilisti, dai. No, ci sono delle azioni importanti che stiamo mettendo in campo. E quindi anche gli atleti potenziamento soprattutto. Benissimo, cantieri, quindi siamo tutti contenti per potenziamento anche proprio per esempio con la società Vaimo, dell'ampliamento delle postazioni. Stiamo valutando l'implementazione di altre 25 postazioni con bici elettriche. E sulle scuole dobbiamo fare un censimento per vedere più o meno se possiamo inserire delle rastrelliere, dove e quante soprattutto.
A proposito di ulteriori potenziamenti, ci saranno anche, vedo degli Umarell, che sono i vecchi dei cantieri. I vecchietti dei cantieri. Oggi è un venerdì spumeggiante, la regia... C'è questa strana sintonia tra la regia e Claudio Petrone che io sono profondamente spaventato. Allora, però io vorrei concludere con l'assessore e voglio ringraziarlo. Vai Claudio, c'è il tuo spazio, vai. Voglio ringraziarlo, grazie assessore per la disponibilità, grazie anche per l'apertura al dialogo, però cerchiamo di stringere i tempi e cerchiamo di far sì che le zone pedonali e che quindi la possibilità di andare in bici possa essere ripristinata quanto prima anche in quelle zone. Io che devo dire, a parte che tipo mi associo a Petrone, diciamo, nelle discussioni in tribunale si dice mi associo al collega, ecco, diciamo, mi associo al collega speaker, diciamo, di Cittadella alla radio. Grazie assessore Giovanni Patronelli. Grazie a voi, grazie, gentilissimi. L'eco dei social è anche servizio pubblico, quindi ufficio reclami Claudio Petrone, il numero ve lo dico subito. Non esageriamo, no? È online. Allora io vedo invece qui, abbiamo qualche minuto ancora? Piero, abbiamo qualche minuto ancora? No. Cioè, ho detto no, non ci pensare proprio. Va bene, allora però abbiamo già un argomento per la settimana prossima. Aia. La settimana prossima. Che succede? O anticipiamo o ti devo dire che terribilmente io non ci sono venerdì prossimo. E allora faccio io tutta la trasmissione. Tutto. Ci vediamo venerdì alle 6. Va bene, facciamo così, ci lasciamo sulle note di Annalisa. Grazie come sempre a Claudio Petrone.